Savager, sorveglianza avanzata. Sorveglianza significa controllo dei territori estesi, non solamente il controllo delle possibili, cioè delle cose che già conosciamo sul terreno, per cui cercare le cose che non si conoscono. Avanzata, questa cosa della ricerca non si può fare se non con mezzi moderni. Vogliamo indagare territori molto ampi, le tecniche di osservazione satellitare ci permettono proprio questo tipo di analisi. Di conseguenza stiamo allestendo un sistema che ci permetterà anche, attraverso tecniche di intelligenza artificiale, di fare una ricerca automatica dei luoghi dove noi sospettiamo, attraverso indizi, che ci sia la presenza di depositi illegali di rifiuti. Noi innanzitutto come ARPA controlliamo gli impianti di trattamento rifiuti più grossi che ci sono in Regione Lombardia ed è un controllo ordinario, quotidiano, che noi svolgiamo negli anni. Purtroppo quello che si è verificato ultimamente in Italia, ma soprattutto in Regione Lombardia, sono state una serie di incendi che hanno interessato sia impianti autorizzati di gestione dei rifiuti che capannoni abbandonati, quindi non oggetti di per sé adibiti all'utilizzo e allo smaltimento dei rifiuti, ma capannoni abbandonati dalle attività industriali che vengono riempiti in maniera illecita di rifiuti, ai quali poi si dà spesso fuoco per liberarsi. La premessa di tutto questo è stata, si deve ricercare in una generale problematica nello smaltimento dei rifiuti, soprattutto dei residui della raccolta differenziata, dovuta al fatto noto che alcuni paesi dell'est, in particolare la Cina e l'India, che fino a qualche anno fa assorbivano parte della raccolta differenziata che non veniva trattata sul suolo europeo, hanno progressivamente chiuso le loro frontiere e quindi l'Italia, come anche in altre parti d'Europa, si è trovata con grandi quantitativi di rifiuti di questa tipologia che non avevano più sbocchi di smaltimento. Poi io credo, e un altro problema invece tipicamente italiano, che noi abbiamo gran parte del paese, e in particolare grosse città nella parte centro-meridionale del paese, che sono notoriamente in crisi nello smaltimento dei loro rifiuti e quindi tendenzialmente tutto questo, cioè i due fattori combinati, ha creato un terreno fertile per la malavita che, come si sa, lucra molto su questo. Quindi le operazioni che vengono fatte sono quelle o di raccogliere in questi impianti quantitativi di rifiuti molto superiori a quelli autorizzati, o addirittura di stipare questi rifiuti in capannoni dismessi e poi, quando proprio giungono a saturazione, dare fuoco è, diciamo, l'unico espediente che rimane. Di questi capannoni, in Lombardia ce ne sono tanti capannoni dismessi, soprattutto per l'attività industriale che si è svolta su queste terre, adesso alcune aziende chiuse, e quindi diventa difficile, se non impossibile, andare a caccia di tutto quello che non è autorizzato. Ragione per la quale è stato promosso da Regione Lombardia e da una nostra struttura specializzata dell'agenzia il progetto Savager. La particolarità di questo progetto e la sua qualità principale è quella di essere riusciti a coinvolgere tanti e diversi livelli della pubblica amministrazione. Per cui noi collaboriamo con le autorità di pubblica sicurezza che sono su base provinciale, in particolar modo i prefetti sono i vertici delle autorità di pubblica sicurezza. Lavoriamo e collaboriamo con la polizia giudiziaria, quindi il corpo dell'Arma dei Carabinieri in particolare, la forestale che è stata inglobata nell'Arma dei Carabinieri ma che mantiene delle sue specificità e autonomie. Lavoriamo con la magistratura che ha un'organizzazione territoriale a sua volta differente da quella della regione e da quella delle prefetture. E lavoriamo anche con gli operatori locali, quindi le amministrazioni comunali. Tutta questa attività di collaborazione e di coordinamento possiamo dire che è nata e trova origine in uno spunto, in una intuizione buona della regione.